1, 2, 3, 4, 5, 6. Me lo puoi abbassare un attimo? Buonasera, bentrovati a tutti, siamo in diretta su Sardegna Live, il tempo ci ha concesso una tregua per raccontare la bellezza di un carnevale, il carnevale del BIM che fa tappa a Gavoia e che racconta davvero una Sardegna fatta di riti, di miti e soprattutto della magia, diverse associazioni che si mettono insieme per raccontare la bellezza dei loro paesi di provenienza. Noi andiamo a anche il carnevale ovviamente di Gavoi. Su Tombarino è lo strumento simbolo di questa comunità che si unisce ovviamente ad altri strumenti, triangolo, pipiolo e organetto, poi la voce, il ballo, l'entusiasmo collettivo di una formazione che attraverso davvero i suoni dipinge la bellezza. Quando si parla di Gavoi poi si entra nel gioco di Gioia Lardaiola, davvero con una immagine del tutto particolare di questa comunità. Centinaia di tumbarinos si ritrovano insieme, quel suono scadenzato che ovviamente colpisce e soprattutto si diffonde nell'aria, nelle case, nelle vie di questa comunità, nel cuore del Gennargentu, nel centro della Barbagia. Sono i giovani protagonisti di un carnevale che ovviamente ritrova la forza di tutti, il carnevale di Gavoi e comunità, il ritmo che cadenza l'uscita di massa, il riversamento di un entusiasmo collettivo, un concerto di suoni, di danze, di colori. Tutto inizio appunto il giorno di Gioia Lardaiola, il giovedì grasso, e si apre con Sasurtilla de Sostumbarinos, carnevale di Gavoi che ritrova anche la bellezza di un ballo che danza attraverso i suoni e che noi ora andiamo ad ascoltare.
L'applauso per Gavoi, un ritmo cadenzato che caratterizza l'uscita di massa sempre in diretta da questo centro dell'isola di Sardegna. Stiamo raccontando il carnevale del BIM, il bacino imbrifero montano che riunisce diverse comunità che ovviamente producono bellezza ma soprattutto raccontano la loro tradizione, quelle tradizioni popolari mandate a memoria che vanno rispettate e vanno mantenute. Un grazie al BIM appunto e al presidente Gianfranco Zedde che in questo momento vicino alla nostra postazione. Gianfranco, una parola per ringraziare ovviamente il BIM per tutto il lavoro che fate e soprattutto questo carnevale che ritrova a Gavoi la forza e la dinamicità di una comunità che apre le porte dell'ospitalità. Esatto, innanzitutto volevo ringraziare il comune ospitante Gavoi e la Proloco per l'organizzazione. Come dicevi tu, ci sono molti sacrifici da questa parte. Purtroppo il tempo non ci ha dato una mano, però la gente ha risposto comunque, ci sono molte persone, molti turisti, è quello che vogliamo. È una buona risposta da parte di tutti comunque. Grazie mille a Gianfranco Zed che ritroveremo anche nel corso del nostro appuntamento. Ovviamente noi raccontiamo la bellezza di questo carnevale, lo facciamo come vi dicevo prima attraverso una sfilata che ritrova proprio qua a Gavoi nel cuore della Sardegna diverse formazioni che arrivano da diversi centri dell'isola e ora è il momento di un'altra formazione che andiamo a incontrare e soprattutto a salutare con l'applauso. Ci trasferiamo a Tiana, altro centro della nostra Sardegna, disteso sulle pendici orientali del Gennargentu, immerso in un paesaggio montano di grande fascino. Con un applauso li accogliamo qua nella nostra piazza Sant'Antonio, la Maschera Volante di Tiana, in questo caso racconta anche attraverso il suono dell'organetto quello che è un passaggio di una tradizione che non ha fine, che soprattutto ritrova la bellezza e l'entusiasmo di giovani che si portano dietro il bagaglio del tempo. Andiamo ad ascoltare anche in questo caso il suono di un organetto e quel ballo che in modo spontaneo nasce e si sviluppa in piazza. Figura tradizionale femminile del carnevale di Tiana, caratterizzata come vedete da candidi abiti tradizionali e veli intricati di pizzo nero oltre alle fasce colorate, evocano mistero, spiritualità in un'atmosfera sacrale con movimenti lenti che poi ovviamente lasciano andare al ballo.
comportamento lento, quasi ieratico, per l'uso di un velo si contraddistingue questa maschera che copre il volto. Il velo crea un affascinante gioco tra visibile e nascosto, tra luci e ombre. Gli abiti sono spesso chiari e luminosi, in contrasto con il mistero del viso velato, simboleggiano il dualismo tra purezza e enigma, tra apparenza ed essenza. Una maschera che si caratterizza poi per il passaggio nel ballo, che come sentite attraverso un organetto ritrova il suo ritmo. E con un applauso salutiamo gli amici di Tiana che ci hanno dato la possibilità di entrare nel gioco di questo mistero e di questo rito. Il paese di Tiana salito alla ribalta internazionale, entrando anche nel Guinness dei primati, quando nel 2001 è stato riconosciuto Inzio Antonio Todde con i suoi 112 anni, l'uomo più vecchio del mondo. Da allora se ne è passato davvero tanto tempo, ma Tiana ritrova davvero la forza di una comunità che resiste nel cuore della Sardegna. Le nostre immagini ci trasferiscono e ci danno la possibilità appunto di visitare il paese di Lodine, in questo caso attraverso su Carrasegare Lodinesu. Davvero una comunità questa che si racconta attraverso la bellezza di chi la vive tutti i giorni, chi di tutti i giorni cerca di dare forza e soprattutto di garantire un futuro a questa comunità. Le storie e le tradizioni delle piccole comunità locali sono patrimoni culturali legati al tempo che passa, a modelli di vita che vanno scomparendo. La memoria tuttavia è un valore prezioso da conservare e da coltivare, diventa fondamentale per conoscere il terreno su cui si cammina guardando al futuro. Un'associazione che produce in questo caso culture. Il Carnevale di Lodine inizia il 16 gennaio quando si accendono i fuochi in piazza. Il protagonista è il classico fantoccio carnevalesco ora inquadrato dalle nostre telecamere. Il corteo si ferma nelle case, presso i bar, si beve il vino e si mangiano i dolci, ma soprattutto si racconta attraverso la poesia un percorso del tutto particolare. E agli amici di Lodine in questo caso cedo lo spazio e cedo la voce per darci la possibilità in questo caso di vivere il carnevale su Arraseare Lodinesu. presidente americano, India Rest è affettiano, Lippi ed una festa, affettiano e India Rest, un presidente americano, un punto e se risolve, dice che è morto a Gran Manzano, un punto e se risolve, Gran Manzano si che è morta, che siamo Singapore, che siamo Singapore, noi siamo non candiamo, che siamo Singapore.
che non odiamo in noi coi. Noi siamo non candiamo. E noi noi che non odiamo. Che siamo in Cavour? Noi siamo non candiamo. E possiamo darlo noi. Noi siamo non candiamo. E noi possiamo darlo. Che siamo in Cavour? E borda siamo strani. A noi non si trova su banchi. E a Ramone Gioia. A noi non si trova su banchi. Amo non candiamo. E a Ramone Gioia. E amo non candiamo. E si usto per sconveni. Amo non candiamo. A noi i beni torniamo. Si usto per sconveni. Torniamo a noi i beni. Oggi viene pillo di gara, oggi viene pillo di gara, mi dico vuoi andare teniosa, mi dico vuoi andare teniosa, raga mi sa che giù che briscarò, pare da essere monda di chiamata, oggi viene pillo di gara, oh mare finale poendo, mare finale L'applauso per l'Odine, il carnevale lodineso che ritrova la forza qua in piazza Gavoi, Sasumbanzias, come avete visto, uomini mascherati di nero col viso dipinto di carbone deridono il fantoccio che è realizzato da un artigiano locale. Ogni anno il fantoccio prende una forma e una sembianza diversa che ovviamente si ritrova nel vivo di un'attualità sempre presente, accompagnato lungo le vie del paese appunto in una sorta di processione funebre. Quest'anno mi dicono, come avete sentito, che ci sono anche le donne che tengono il percorso di un carnevale ricco davvero di bellezza in una delle comunità piccole della nostra Sardegna. Sono soprattutto i giovani a condire di entusiasmo il percorso, tra questi anche il piccolo Carmine Crisponi, che nel corso del tempo inizia a diventare grande e che soprattutto prende nel vivo quella tradizione che viene mandata appunto a memoria. E noi ancora una volta ci spostiamo nel cuore di questa Sardegna per percorrere ancora qualche chilometro, e in questo caso l'applauso è per Ollollai con su Turku, la maschera di questa comunità che ritrova al suo interno diverse figure. Il carnevale di Ollollai aveva inizio il giorno di Sant'Antonio, anche se i festeggiamenti veri e propri coincidevano con la domenica di carnevale, per proseguire poi fino al mercoledì delle ceneri. Sono diverse appunto le figure del carnevale di Ollollai che si ritrovano a dialogare insieme. La capitale dell'antica Barbagia, un centro che davvero vive di bellezza, di entusiasmo, di tanti eventi che ricadono nel corso dell'anno. E ovviamente il carnevale anche per Ollollai rappresenta uno di quei momenti davvero attesi da tutta la comunità, dove sa maschera de Sutturku fa la sua apparizione e si ritrova anche nel ballo, come vediamo in questo momento, accompagnata dall'organetto di Riccardo Soro, portavoce di questa comunità, da Suttumbarino in questo caso, suonato da altri amici di Ollollai, e un triangolo che ne cadenza il tempo. Oh!
applauso accompagniamo l'uscita degli amici di Ollollai. Diverse sono le figure, sicuramente su Turku, quella che abbiamo nominato, ma poi ritroviamo al suo interno Sos Bumbones, Samariazzola, tante figure che animano davvero un altro dei carnevali più attesi della nostra Sardegna, che si racconta attraverso le sue tradizioni, si racconta attraverso la forza di queste associazioni che portano avanti un vero e proprio passaggio del tempo. E noi nel corso di questa diretta, ve lo ricordo, siamo sempre in diretta da Gavoi per la rassegna delle maschere tradizionali organizzata dal BIM, il bacino imbrifero montano, che si ritrova al centro di questa Sardegna e che davvero promuove le iniziative di bellezza e di successo. E ora l'applauso è per un'altra formazione, un'altra storia e soprattutto un'altra comunità che si racconta. E quindi l'applauso per Sarule e sa maschera Gattu e Meimones, che arriva da questa comunità. Fin dal lontano 1850, anno in cui si hanno notizie certe, mascherarsi a Gattu è sempre stato molto comune a Sarule, forse una delle maschere più famose, citata anche dalla scrittrice Grazia Deledda nel suo romanzo Elias Portolu. La maschera indossa due oddes, due gonne del costume al rovescio per nascondere i ricami, garantire così l'anonimato. Una copertina bianca sulla testa, come potete vedere nel passaggio che ci regalano le nostre immagini, come simbolo della nascita, un velo nero davanti al viso come emblema della morte, una fascia rossa intorno al capo per simboleggiare il matrimonio. Questa maschera a Gattu la si può ammirare anche nella versione con una sola gonna allacciata al collo, indossata sopra i pantaloni a si sporta. Adesso anche in questo caso, nel caso di Sarule, questa maschera a Gattu, andiamo a ritrovare la bellezza di una comunità che si ritrova a Manutenta nel vortice di un ballo, accompagnata dal suono di un organetto.
Sarule, sa maschera gatto e su Maimone, come avete visto su Maimone è il viso coperto da una maschera molto particolare, realizzata con la foglia di fichi d'India essiccata. Un tempo un fantoccio con le stesse sembianze veniva trainato da un carro con i buoi per le vie del paese, accompagnato da una filastrocca. Il suono dell'organetto ne ha accompagnato il passaggio, il ballo che caratterizza il suono e soprattutto una comunità che in qualche modo si ritrova insieme per danzare, per ballare e per raccontare appunto un passaggio di storia. Quando si parla di Sarule si parla anche di un ballo tipico di questa comunità che è Sabicchirina e che ovviamente detta i ritmi appunto tradizionali di questa formazione. E noi ci trasferiamo ora nel paese più alto della Sardegna, andiamo a Fonni con Sa Maschera Limpia, che vedete già inquadrata dalle nostre telecamere. Sa Maschera Limpia è la maschera tipicamente femminile di Fonni che rappresenta la bellezza, l'allegria, il bene, l'eleganza. Si contrappone alla maschera maschile brutta de So Sbuttudo e Surzu, che stava a rappresentare il male. Accogliamo con un bel applauso Sa Maschera Limpia di Fonni qua in piazza Sant'Antonio a Gavoi. Sa Maschera Limpia è una maschera tipica del periodo del carnevale, anche se in passato questa maschera veniva indossata anche in altre occasioni di festa, come ad esempio i matrimoni. I gruppi di maschere dovevano essere rigorosamente accompagnate da una figura maschile denominata subortadore che garantiva per loro. Si spostavano da una casa all'altra di conoscenti e nelle piazze del paese dove ballavano il ballo sardo tradizionale. L'applauso per Fonni, Sa Maschera Limpia. Dai racconti degli anziani è emerso il ricordo di una danza chiamata Sa Quadriglia, strettamente legata a questa maschera, una danza importata ai primi del Novecento da un certo dottor Marchi, dopo aver soggiornato per un lungo periodo in Francia. L'applauso scandisce il passaggio degli amici di Fonni, carnevale che ancora oggi ritrova Sa Maschera Limpia, improvvisare il ballo sardo tradizionale nelle vie del paese che propone appunto Sa Quadriglia, accompagnata dall'organetto. Un giovane suonatore inquadrato ora dalle nostre telecamere, il racconto di Fonni che attraverso questi colori, appunto i colori belli del carnevale, produce ritmi, produce bellezza, ma soprattutto produce l'entusiasmo di una comunità che attraverso le sue appunto associazioni si racconta.
Un viaggio che prosegue, un viaggio che ci dà la possibilità ancora una volta di scoprire un altro centro della nostra Sardegna, che si racconta davvero per tanta storia, si racconta davvero per quelle tradizioni mantenute in modo fiero e orgoglioso. E in questo caso l'applauso è per gli amici di Olzai, Maimones, Murronarzos e Intintos, una formazione che ovviamente è animata da un suono, è animata dalla bellezza di diverse maschere, come vi dicevo prima nel sottolineare l'accenno all'entrata di queste figure. San Giovanni Battista è il patrono di Olzai, il carnevale di Olzai affonda le sue origini nelle più antiche tradizioni agropastorali, è una ricorrenza di larga adesione popolare. Le sue maschere, i suoi rituali tramandano fino ai nostri giorni l'atavica lotta dell'uomo con la natura per la produttività dei campi e per la sopravvivenza degli animali nelle proprie famiglie. I riti ripropongono le paure del remoto passato e l'ansia di allontanare il male, in particolare la carestia. Le figure che animano il carnevale di Olzai, come vi dicevo, sono Murronarzo, la maschera recuperata negli ultimi anni, era scomparsa agli inizi del Novecento perché definita da molti violenta. Indossano l'abito d'orbaci, campanaci, sul volto una maschera di legno con il muso che ricorda il maiale e le corna caprine, scolpita nel legno di pero selvatico. Come vedete il rito si ripropone attraverso il ballo. Altra figura è quella di Sumaimone, il seguace di Dionisio, il maschera mezzo uomo e mezzo fantoccio, con 4 braccia, 4 gambe e 2 teste, da sempre in uso e mai scomparsa. Pongono solitamente sulle spalle delle pelli di montone di pecora. Fino ad una quarantina di anni fa il viso era coperto da maschere lignee. Poi Sosintintos, le figure caratteristiche del mercoledì delle ceneri. Gli uomini indossano gli abiti delle vedove sarde e portano a spasso per il paese con una scala un fantoccio chiamato Zuanne Martisero, che al tramonto viene processato e condannato al rogo. Un paese che all'interno ritrova una prolocco che si muove in modo attivo per valorizzare le tradizioni appunto di questa comunità, per accendere i riflettori di una comunità che si racconta in tutta la Sardegna nel suo modo più bello. E noi ora, attraverso le immagini, ma soprattutto attraverso il suono, andiamo a raccontare questi passaggi del tempo che appunto raccontano di Olzai. Con il nostro applauso salutiamo gli amici di Olzai, Maimones, Murronarzos e Intintos. Ancora una volta una comunità che si racconta attraverso il sorriso, attraverso
uno dei momenti che vi invito a vivere proprio ad Olzai, quello del carnevale, momento atteso, momento in cui queste figure, queste maschere ritrovano davvero la bellezza e la forza di una comunità che ritrova insieme grandi e giovani e che facciamo tanti auguri a Roberto Agus. Come avete sentito, uno di loro si è avvicinato per rivolgere il suo augurio di buon compleanno a una componente di questa formazione. Sono i giovani del paese. Sono i giovani del paese che portano avanti con orgoglio e con fierezza le tradizioni dei nostri paesi, della nostra Sardegna. Uno sguardo che davvero produce cultura, produce tanta tradizione, ci dà la possibilità di vivere qua da Gavò in diretta la bellezza del carnevale del BIM. Abbiamo parlato delle maschere della nostra Barbagia, ora ci trasferiamo in un'altra regione storica della Sardegna e andiamo a scoprire appunto un centro del Barigadu, anche perché Ula Tirso sorge lungo la riva sinistra del fiume Tirso all'interno di un anfiteatro naturale in trachite, e noi da Ula Tirso accogliamo con un bel applauso Surzu e Sorbardianos, altra figura di questa Sardegna che si racconta attraverso il rito, attraverso il mito, il carnevale ulese animato dalle maschere tradizionali appunto di Surzu e di Sorbardiano. Surzu di Ula è una maschera tragica rappresentata da un uomo che indossa la pelle intera di un cinghiale. Durante la sfilata di carnevale Surzu viene condotto con funi e catene per le vie del paese da Sorbardianos, vestiti da un lungo sacco nero di pastore che copre anche il capo. Sosbardianos sono muniti di grossi bastoni con i quali colpiscono Surzu che, trascinato per le vie del paese, allontana le maledizioni e la siccità, portando alla comunità fertilità e soprattutto benessere. Un'associazione che da tanti anni organizza anche un carnevale di grande successo, un appuntamento che si ripeterà questo fine mese e che ritrova proprio loro protagonisti di una Sardegna che accende i colori del carnevale proprio a Ula Tirso. Maschera tragica appunto rappresentata da un uomo che indossa la pelle intera di un cinghiale. Durante la sfilata di carnevale Surzu viene condotto con funi e catene, come stiamo vedendo in questo momento, per le vie del paese da Sosbardiano, scoperti totalmente da un lungo sacco nero di pastore. I visi e le maschere ulesi sono rigorosamente tinti di nero. Sosbardiano sono muniti di grossi bastoni e colpiscono Surzu che, trascinato per le vie del paese, allontana, come vi raccontavo prima, le maledizioni e la siccità, portando alla comunità fertilità e soprattutto benessere. Surzu viene colpito ripetutamente da Sorbardianos con Sammazzocca, che termina con la radice nodosa e grossa che serve appunto per colpire Surzu sulla groppa. Surzu non può entrare assolutamente nelle case, altrimenti ci sarebbe un qualcosa che va a non portare appunto quei segnali di buon auspicio. Invece, lasciato sull'uscio della porta, attrae su di sé i malefici e le presenze maligne. C'è un momento che vede suo Amadore invitare il Surzu a ballare. Tutte le maschere iniziano appunto un ballo intorno a questa figura, accompagnate dall'organetto, come tra poco avremo modo di vedere.
L'applauso per gli amici di Ula Tirso, vi ricordo il loro carnevale il 28 di febbraio appunto a Ula Tirso su Carrasegare Ulesu, che accende i riflettori in questo centro del Barigadu che si racconta attraverso le maschere de Sturzu e de Sorbardianos. Un evento che racconta davvero la bellezza delle nostre comunità. Noi siamo sempre in diretta da Gavoi, stiamo raccontando la sfilata delle maschere tradizionali del BIM, il bacino imbrifero montano, che vede protagonisti 13 paesi che insieme ovviamente si uniscono per creare rete, per dare la possibilità a un intero territorio di ritrovare la forza, ma soprattutto di dare forza a quelle tradizioni popolari e non solo, che riguardano la cultura e un passaggio del tempo della nostra isola di Sardegna. Andiamo avanti nel racconto, anche perché ancora una volta ritroviamo sulla scena gli amici di Tiana con Sugoli Goli, in questo caso il carnevale di questo centro, uno dei piccoli centri della nostra Sardegna, che attraverso il carnevale ritrova forza, ritrova entusiasmo. Sugoli Goli Antigu Tianesi, un rito antico riportato recentemente alla luce dalla Proloco di Tiana, anche con la collaborazione della dottoressa Joyce Mattu, un'antropologa, caratterizzato da un profondo senso identitario e culturale e legato ad antiche usanze appartenenti a pratiche pagane. Noi con un bel applauso li accogliamo qua a Gavoi, in piazza Sant'Antonio, da Tiana, Sugoli Goli Antigu Tianesu. Un piccolo corteo dove vengono portati, come potete vedere, 2 crani di cavallo infilati in pali di legno, un unicum in Sardegna. Il resto delle figure prevede l'uso di campanaci, di tamburi, di maschere, di sughero con corna animali, gli intintos che scherzosamente vanno poi ad imbrattare i passanti. Sugoli Goli Antigu Tianesu. Antiche usanze appartenenti a pratiche pagane. Lo studio di Joyce Mattu li ha aiutati a portare avanti il filo del tempo. Abbiamo visto questo corteo che porta avanti i crani di cavallo, un unicum in Sardegna. L'applauso per Tiana, che si è raccontata anche con un altro passaggio del tempo e di un altro percorso legato appunto al carnevale tradizionale. Sono i piccoli centri della nostra Sardegna che fanno grande la nostra isola. Tiana è sicuramente uno di questi. Parlavo prima della bellezza di un percorso che ha visto un centenario fare il giro del mondo, ma Tiana si racconta davvero anche per tanti altri aspetti che riguardano un territorio che produce cultura. Noi con questo applauso salutiamo gli amici di Tiana, protagonisti di questo carnevale qua a Gavoi, il carnevale del BIM, questo carnevale che riguarda davvero la festa di eccellenza di tutti. Abbiamo visto nel corso delle nostre riprese i giovani che fanno parte delle varie associazioni, tanti paesi coinvolti, i loro paesi di appartenenza danno la forza a un territorio, un richiamo, ma soprattutto l'invito, come ogni volta ci piace fare, a visitare questi paesi proprio nel periodo del carnevale, dove sicuramente l'ospitalità, un goccio di vino accendono l'entusiasmo e soprattutto ci danno la possibilità di entrare nel vivo di un racconto che queste comunità portano avanti attraverso un sentimento comune. Grazie agli amici di Tiana che adesso lasciano lo spazio ai prossimi protagonisti. Facciamo loro ancora un bel applauso
lasciano lo spazio, abbandonano la scena, anche perché, come vedete dalle nostre immagini, ci trasferiamo ancora una volta a Fonni, il paese più alto dell'isola di Sardegna, e lo facciamo con una formazione che riguarda in questo caso Urzos e Buttudos. Sono loro gli organizzatori di un grande evento che è quello legato a Identidades. Nel cuore dell'estate loro accendono la bellezza e soprattutto il racconto dei carnevali che provengono da tutto il mondo, e soprattutto ci danno la possibilità di vivere un evento che ovviamente fiorisce nel cuore dell'estate in un centro di grande suggestione, un'associazione che porta avanti tanto studio, soprattutto la ricerca, e che si muove anche nelle scuole del territorio, perché loro riescono a visitare appunto i giovani nelle scuole e dare forza a questo racconto, valorizzare le tradizioni percorrendo i sentieri del Arraseare Fonnesu. Le maschere predominanti del carnevale fonnese propongono travestimenti traslati dal mondo animale a significare il bagaglio, la ricchezza di cui un uomo pastore doveva disporre per essere considerato un valente. Buttudus da Buttudu, montone non castrato, o maschera bruttas, in contrapposizione alle maschere pulite del carnevalone, maschera Limpias che abbiamo visto prima esibirsi qua in piazza Sant'Antonio. Esiste poi una testimonianza del Wagner, studioso di fama mondiale dei primi decenni del Novecento, maschere cenciose e sudice ricoperte di pelle, tinte di fuliggine, che l'ultima sera di carnevale cantano parodie carnevalesche e impauriscono ragazzi e ragazze. La Chiesa vietava l'uso della maschera bestiaria, soprattutto se munita di corna, per il suo traslato figurativo demoniaco. Un percorso che in questo caso appunto vede Surzu come maschera costituita da una grossa pelle di montone che ricopre quasi interamente la persona che la indossa. Urzos e Buttudos che si ritrovano insieme e che ovviamente raccontano il carnevale di Fonni, questo carnevale che ha energia, che non ha confini, vedete, che prendono parte anche del pubblico per riportarlo al centro della piazza e farlo diventare protagonista appunto di un carnevale comune, un carnevale che incute anche timore, che si muove tra la gente senza alcuna sosta, dando anche alle persone la possibilità di ritrovare quei visi anneriti e soprattutto la bellezza di un carnevale che, come vi dicevo prima, ci porta nel paese più alto dell'isola di Sardegna. Urzos e Buttudos, associazione culturale che nel cuore dell'estate organizza l'evento di Identidades, sono i carnevali del mondo che alla fine caratterizzano la scena al centro di un racconto che produce bellezza, che ritrova tutte le associazioni del paese di Fonni appunto insieme per raccontare questo grande carnevale. La serata non finisce qua a Gavoi, perché ci sarà una formazione a Brazzo Stentos che potrà raccontare la bellezza di un ballo e che ci darà la possibilità di ritrovarci in piazza a caratterizzare davvero le emozioni che hanno accompagnato fin dal primo pomeriggio quello che è stato il percorso delle maschere tradizionali provenienti da diversi paesi della Barbagia. Io ringrazio ancora una volta la Proloco di Gavoi per il grande lavoro che è stato portato avanti non solo in questa giornata ma nel corso di tutto l'anno, perché ogni volta si muovono per valorizzare davvero ogni aspetto di questo centro dell'isola di Sardegna. Il BIM Taloro, abbiamo sentito prima la voce del presidente Gianfranco Zedde, ma davvero tutta la comunità che anche attraverso il comune racconta la bellezza di un territorio che fa tesoro delle sue tradizioni popolari. Io invito gli amici della formazione a Brazzo Stentos a ritrovarsi sul palco, perché prima di lasciarci mi fa piacere appunto accompagnare con il ballo la chiusura di questa nostra diretta. Abbiamo raccontato da Gavoi la sfilata delle maschere tradizionali del BIM, il bacino imbrifero del Taloro, che raggruppa e riunisce i 13 paesi dell'area centrale di questa Sardegna, che attraverso un racconto, attraverso la bellezza di vari territori dà la possibilità di ritrovare una
viva e felice, soprattutto unione di persone che manifestano l'aspetto più bello dei nostri paesi, quei paesi che ora si ritroveranno insieme per danzare, per ballare qui al centro della scena. Quindi ancora grazie alla Proloco di Gavoi, grazie al BIM Taloro, grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia e avete seguito questo evento anche da casa attraverso i vostri commenti, attraverso le vostre parole, ma soprattutto attraverso ciò che avete voluto vivere con i vostri occhi. Vi invito ovviamente come sempre a vivere i carnevali della nostra isola di Sardegna andando nei paesi che organizzano i vari eventi, perché è proprio lì che si ritrova l'essenza di una Sardegna che vive di bellezza, che vive di tradizioni, ma che vive soprattutto di emozioni che vengono portate avanti di generazione in generazione. Abbraccio Stentos, il piacere di un ballo, e poi con questo ballo si chiude la nostra diretta su Sardegna Live, ma si apre da qua, da Gavoi, il passaggio di una serata ricca di canti e soprattutto di musiche. Buona serata a tutti!